Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi al canale del vostro Marietto Veneziano. Bene, da come avete visto dal titolo, praticamente oggi faremo come si dice, delle risposte gratuite per chi si collegherà al canale del vostro Marietto Veneziano. Però intanto, mentre aspettiamo i nostri ascoltatori, le nostre persone che le nostre amicizie, vediamo un po' di rifare un ripasso sul circuito radionico del nostro Ruggero Moretti, quello sulla melatonina. Intanto vediamo questo circuito che il vostro Marietto vi ha spiegato come attivarlo tramite il pendolino e nelle pillole precedentemente. Poi saluto anche qui la nostra Ildegarda che è immancabile, una colonna. Aspettiamo anche gli altri che si colleghino nel frattempo. Poi vorrei anche far vedere il circuito che Ildegarda e Marietto Veneziano hanno fatto donato per le persone che lo vogliono utilizzare, è gratuito, si scarica nei gruppi di Facebook di Ildegarda e Marietto Veneziano e già che ci siete, se non vi siete ancora collegati al, al gruppo di Facebook, vi consiglio di iscrivervi al gruppo di Facebook e anche al canale di Ildegarda. Bene, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande gratuite, benvenuto. Io sono Marietto Veneziano. Vedete? Questo circuito l'abbiamo fatto e serve per praticamente prevenire come si suol dire, un abbassamento del sistema immunitario per questo periodo. Saluto anche Simona Subazzoli, buon pomeriggio. Anche Eva Mezza, saluto, ben arrivate. Bene, se volete fare delle domande al pendolino, il vostro Marietto Veneziano è pronto. Vi ricordo che questo circuito l'ha fatto illegare il vostro Marietto Veneziano per prevenire appunto queste situazioni che stiamo subendo in questo periodo. Bene, e vi ricordo anche questo circuito di melatonina radionica fatto da Ruggero Moretti, donato all'umanità nel 2003-2005 circa più o meno. Se qualcuno ha qualche domanda da fare, bene. E il vostro Marietto è qui che aspetta le vostre domande. Se qualcuno ha desiderio di fare delle domande, sono gratuite, potete farle. Oppure, se preferisce, con le sibille. Vedete, abbiamo anche le sibille chiacchierine. Dipende se desiderate fare. Vedo Ilenia che fa una domanda. Buon pomeriggio. Ilenia, puoi dare il nome e cognome e mettiamo subito in atto la domanda per Ilenia se gli arriva il nome e cognome e la data. Vediamo un po'. Intanto vediamo un po' se a Ilenia arriva il lavoro. Vediamo Simona Subazzoli, io 12281 e Alan 23779, ci sarà un contatto, ci vedremo, grazie. Allora rispondo prima a Simona Subazzoli. Vedete? Alan, ci sarà un contatto. Adesso sto provando con Alan e Simona Subazzoli se ci sarà un contatto e il pendolino a questo punto qui dice proprio per il momento pendolino Simona dice di no, è anche bello forte, quindi penso proprio che la situazione per il momento abbia un blocco. Vediamo la prossima domanda. Ilenia,
Ciao, volevo sapere se mi arriva un lavoro a breve. Sono Ilenia 27179. Vediamo un po' se arriva il lavoro a Ilenia. Sì, direi di sì. Tra un po' ti arriverà un lavoro. Sì. Saluto anche Sara Angius. Se qualcun altro ha qualche domanda, vediamo Fabrizio Alvarez che chiede 290975. Fabrizio, se troverò una fidanzata. Facciamo la domanda, rispondiamo a Fabrizio Alvarez. 29975 se troverà una fidanzata. Ok. Direi proprio di sì, Fabrizio. Fabrizio, sì, penso proprio di sì. Bene, passiamo alla prossima domanda. Eva Mezza. Ciao, volevo sapere se riesco a vivere la mia storia d'amore. 15483. Vediamo bene. Saluto anche Anna F, che è appena entrata e ci saluta. Allora, volevo sapere se riesco a vivere la mia storia d'amore. Eva è mezza, 15483. Eva mezza, vedo che ci saranno dei blocchi, vedo il pendolino si è fermato. Passiamo ad Anna F. Vorrei sapere se Bruno 15 marzo 87 prova dei sentimenti importanti per me. La mia data è 7 luglio 81. Vediamo. Proviamo per Anna F. Vorrei sapere se Bruno 15 marzo 87 prova i sentimenti per Anna. Penso proprio che il Bruno prova dei sentimenti importanti, sì. Vedete che va forte sul sì, Benone. Saluto anche Scudo Energo che è appena entrato. Bene, se qualcuno ha qualche altra domanda che gli gira, che vuole fare il pendolino del vostro marietto veneziano, penso che NF sì, è una cosa importante. Bene, avete qualcun altro qualche domandina che gli gira? Il vostro marietto qui è pronto per mezz'oretta fino alle 4. Allora, Rita Bianchi fa una domanda molto importante. Buon pomeriggio Marietta, sul circuito per il coronavirus si può mettere la foto anche se questa copre parte del decagono? Beh, sarebbe meglio stamparla in piccolino e metterla proprio dentro, perché sennò purtroppo il decagono non riesce a fare perfettamente il suo lavoro, Rita Bianchi. Quindi è meglio che fai una foto, la scannerizzi e la rimpicciolisci. Poi Fabrizio Alvarez fa una domanda. Allora, Francesca Napoli, avrò contatti dalla persona che sto pensando? Io, Francesca, dovresti dirmi almeno i nomi, il nome e il cognome, Francesca, almeno se il tuo nome è proprio vero, Francesca Napoli, almeno la tua data di nascita. Bisogno, mm, perché se no non riesco. Ah, scusate, il De Garda mi dice che la data c'è e non l'ho vista io, Allora, Francesca Napoli, ah, tu sei del 29/6/77, Francesca. Scusa, allora proviamo.
Vediamo se la Francesca avrà contatti con questa persona che sta pensando. Scusa Francesca, non avevo letto bene. Sì, dei contatti, Francesca, ci saranno, come? Sì, 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 sì. Magari non velocissimi, ma importanti alla distanza, sì. Cara Francesca, sì, vedo cose molto potenti, vedo che c'è qualcosa, sì, sì. Se qualcuno vuol fare Perla, saluto anche la nostra amica Perla. Bene, prossima domanda, vediamo Giada Ariani. Giada Ariani, 25 dicembre 76, ci confermeranno lo smart working anche dopo questa emergenza? Allora, Giada Ariani, vediamo un po' se gli confermeranno lo smart working anche dopo questa emergenza. Mm, penso proprio che sarà una cosa un po' difficilina, eh? Giada sarà difficile la cosa. Sarà difficile che lo riconfermino. Poi rispondo a Perla Ariani, 22,874, otterrò la pensione di reversibilità, per Perla. Vediamo un po'. Per Perla A. Cara Perla, vedo che ci saranno dei grandissimi ostacoli. Allora, Perla, vedo che ci sono dei grandissimi ostacoli, ma alla fine qualcosa riuscirai a spuntare, eh? Non demordere, cara Perla, perché alla fine ce la farai, però non sarà facile. Non sarà facile perché Pendolino hai visto quanto tempo ha girato su se stesso, quindi grandi ostacoli, ma alla fine avrai quello che è giusto avere, eh? Bene, cari amici, se avete altre domande per il vostro marietto veneziano, se c'è qualcun altro che vuole fare delle domande, io sono ancora qui per qualche minuto con voi, il vostro marietto. Bene, se non c'è più nessuno che vuole, saluto Eva Mezza. Se non c'è più nessuno che vuole fare delle domande, io penso che il vostro marietto può tranquillamente finire qui. Vi ringrazio di essere stati con me, con Ildegarda, e vi invito a ritornare sempre al mercoledì alle 20:30 su Live Face, dove il vostro marietto terrà questo appuntamento gratuito per chi vuole fare delle domande. Eventualmente può iscriversi al canale di Ildegard Marietto Veneziano sul tubo. Grazie cari amici e vi saluto, ciao e alla prossima.